Castelfranco, come nessun'altra città, ha una serie di personaggi che nascono qua e che sono delle eccellenze e Giusto Pio è una di queste. Nel foyer del Teatro Accademico di Castelfranco l'inaugurazione della mostra intitolata Sulle orme di Franco Battiato e Giusto Pio, esposizione che celebra l'intesa creativa tra i due artisti. I figli di Pio, il Rotary, il Comune, è stato grazie a questo sodalizio che è nato il percorso espositivo, visitabile gratuitamente fino al 30 agosto dal mercoledì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Abbiamo strutturato questa mostra suddividendola in comparti cronologici, quindi la partenza include gli esordi di questa ventennale collaborazione fra Giusto Pio e Franco Battiato con le memorabilia riguardanti appunto i primi dischi, l'era del cinghiale bianco, il materiale ancora inedito del disco Cigarette, Patriots e fra tutte queste memorabilia c'è un testimone molto importante, il violino di Giusto Pio, che ha partecipato, ripeto, a tutte le tournée, incisioni, registrazioni. Manoscritti, manifesti, strumenti, oggetti formano il cammino comune compiuto da Pio e Battiato, autori di capolavori entrati di diritto nella cultura musicale del nostro paese come centro di gravità permanente. In questa vetrinetta abbiamo quindi voluto inserire i manoscritti originali dell'epoca, perché all'epoca la parte dello scrivano, ovviamente per il suo background classico, toccava a Giusto Pio. E poi le immagini della consegna del primo disco di platino in Italia a Battiato e Pio e la lacca in metallo del pezzo con cui Alice vinse Sanremo per Elisa e un'ampia sezione dedicata alla produzione pittorica. Pio e Battiato visti sotto diverse prospettive. Devo dire che Giusto Pio mi stupiva ogni volta perché lui era il più vecchio di tutti, ma aveva delle idee giovanili, giovanissime, delle idee, un grandissimo arrangiatore e compositore. Pio, veramente, voglio ricordarlo così. Questo binomio è stato parte fondamentale della trasformazione della musica negli anni '80 e far sapere che Giusto Pio è di Castelfranco, è un castellano attaccato al suo territorio, consentirà alla città di essere conosciuta ancora di più fuori dalla propria cinta muraria. Mostra di cuore, ma anche mostra di grande importanza. Io faccio l'architetto di professione, quindi sono molto rigorosa, eccetera. Qui ho lasciato andare perché è la musica che parla, ma soprattutto è un'epoca con tutti i suoi elementi che parla, che racconta una storia che a molti di noi è anche scappata via.